e qui mi aggancio all'ultimo punto che citava il dottor Fantoni, sulle catene di approvvigionamento, perché mai come in questo momento l'esplosione di quella che io ho chiamato prima permacrisi, cioè questa recessione geopolitica, per usare un termine del World Economic Forum, di cui siamo stati vittima negli ultimi 3 anni, ha messo in crisi quelli che sono i corridoi logistici fondamentali per l'approvvigionamento mondiale. Pensiamo al Corno d'Africa, ma pensiamo allo Stretto di Malacca, pensiamo probabilmente alla situazione che presto si verrà a creare nelle acque di Taiwan, che sono un pezzo del corridoio attraversato dai sistemi logistici che dalla Cina portano molti beni all'interno dell'Europa. Ecco che allora la sicurezza va intesa anche rispetto a questi sistemi logistici che necessariamente sempre di più avranno bisogno di una diversificazione per non vederci esposti come in passato a quelle che sono le situazioni geopolitiche, alle evoluzioni che stanno rapidamente in qualche modo deteriorandosi in questo periodo di tempo. E da questo punto di vista certamente dovremo porre particolare attenzione anche a come distribuiamo queste catene di approvvigionamento. E io continuo a ripetere, così come sulla transizione energetica si è parlato di green premium, cioè il premio da riconoscere per quei prodotti che hanno un impatto limitato zero sul sistema, dovremmo cominciare a ragionare in una logica di security premium per quanto riguarda quella che è la sicurezza della disponibilità di alcuni beni. Ha introdotto lei il tema che è il nucleare. Io nel 1986 lavorai col professor Sergio Ricossa a un volumino in difesa del nucleare, ma eravamo in pochi, devo dire, travolti da un'onda mediatica e politica non sempre ascoltabile, insomma. Oggi, dottor Venier, come siamo messi? Secondo lei il nucleare di cui tutti parlano è dietro l'angolo? Ce la facciamo? Ma dipende Perché tutto quello che lei ha detto senza nucleare è complicato arrivarci, ecco. Beh, certamente il nucleare dà un suo contributo, ma di nuovo non dobbiamo mescolare, non dobbiamo cadere nell'inganno che sia la pallottola d'argento che risolve tutti i problemi. Perché? Perché il nucleare ha alcune caratteristiche, fornisce una certa qualità di energia ed ha alcuni vincoli nella sua gestione. Mi spiego meglio. Non è una tecnologia facilmente modulabile, cioè non è una tecnologia che si adatta bene a quella che è la curva di consumo complessiva di energia che c'è all'interno di un sistema. È sicuramente una soluzione che ci dà quello zoccolo di base disponibile di energia decarbonizzata. Poi se lei mi pone la domanda a che punto siamo sul nucleare, beh, certamente se guardiamo ad altri paesi europei come la Francia, loro il nucleare di terza generazione ce l'hanno, realizzare però recuperare in parte il gap che si è accumulato in Europa e anche nella Francia stessa, perché il numero di impianti che la Francia ha realizzato negli ultimi anni si contano nelle dita di una mano, mentre in Cina si contano nelle dita di 2, di 3 mani, e parlo di quelli realizzati in un singolo anno, e l'India sta rincorrendo questa strada. Quindi oggi le tecnologie nucleari in termini di realizzazione sono dominate dagli Stati Uniti in parte, ma anche dalla Russia e dalla Cina, non certamente dall'Europa. Il nucleare a cui stiamo guardando anche come Italia è un nucleare diverso, il nucleare dei cosiddetti small modular reactors, anche perché ovviamente il tema della collocazione in Italia di un impianto nucleare rimane aperto, le scorie, le cicatrici di un dibattito sbagliato. Io ero d'accordo con lei, a suo tempo ero d'accordo con lei, ero fra i pochi che riteneva la scelta sbagliata a suo tempo, la stessa scelta sbagliata che la Germania ha fatto e di cui ne sta pagando oggi le conseguenze. Cito solo un fatto fra tutti: la Germania era un esportatore netto in Europa di energia, oggi è il più grande importatore netto di energia, si è affidato alle fonti rinnovabili in maniera cieca e, come potremmo dire, non programmata,
e quest'inverno voi avete visto il fenomeno del Dunkelflaute, che ha visto una caduta improvvisa della produzione eolica e solare, e la Germania ha dovuto improvvisamente riaccendere anche centrali a fonti fossili che erano spente e ha pagato l'energia elettrica per diverse ore del giorno 800.000 euro megawattora, cioè una cifra che è 10 volte anche il prezzo italiano. E questo perché? Perché è mancato quel pragmatismo di cui adesso il nuovo governo, a cui il nuovo governo ha dato, diciamo, una svolta molto netta. La nuova ministra dell'Energia ha in pratica riavvolto, a parte il tema nucleare, ha un po' riavvolto tutte le scelte del passato. Ora gli small modular reactors o la fusione nucleare sono dietro l'angolo? No, non sono dietro l'angolo, ci vogliono ancora degli anni. Quindi oggi noi importiamo sì 40 terawattora l'anno di energia dalla Francia o via Svizzera, che è sempre energia nucleare francese, o attraverso il Friuli Venezia Giulia dalla centrale di Krsko. Quindi noi siamo alimentati da energia nucleare, ma non ce l'abbiamo in casa. È difficile che ce l'abbiamo a casa da qui a 5, 8, probabilmente 10 anni. Ma è chiaro che, e qui vengo a un'ultima considerazione, le riflessioni che facciamo oggi sono riflessioni che devono tener conto che le scelte di oggi avranno effetto tra 5-10 anni e che conseguentemente, se è giusto o è fondamentale, come veniva richiamato prima, riaprire alcuni tipi di riflessioni, ciò che diventa altrettanto fondamentale è poi essere coerenti nel tempo, nel mantenimento di certe scelte e nella realizzazione di certe scelte. E quello che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni in Europa i singoli paesi è stata l'intermittenza di queste scelte, il rinnegare ogni 3 anni alcune delle scelte che erano state fatte in passato, e questo vale per l'energia ma vale anche per tanti altri settori industriali. Ora, una coerenza di fondo, e per questo queste scelte devono avere una condivisione larga, perché altrimenti il rischio è che alla prossima tornata elettorale in 2 dei paesi europei si rimetta in discussione tutto, ed è questo che fa la debolezza dell'Europa, perché se voi guardate un'altra confederazione che ha una natura un po' diversa ovviamente come gli Stati Uniti, è ovvio che lì, al di là diciamo dei già richiamati sussulti recenti della nuova amministrazione, ci sono dei percorsi, delle traiettorie di fondo che rimangono le stesse, no? Per non parlare della Cina, no? Quando la Cina dice, Xi Jinping dice il vostro limite è la democrazia, è perché lui, essendoci lì da 20 anni, ha ereditato scelte dei suoi predecessori e continua a portarle avanti con una continuità che non si fa certamente influenzare dai singhiozzi che magari avvengono in giro per il mondo. E domani, ricordo a tutti, si vota in Polonia. Vorrei chiudere questo dibattito aiutandoci tutti a riflettere sulla questione che secondo me è una questione capitale, che è quella dei giovani, che non sono una categoria dello spirito, ma sono quei ragazzi che stanno fra i 16, 17, 18 e i 34, 35 anni. Molti lasciano l'Italia, se ne vanno via. Qualcuno, insomma un numero anche considerevole, sta incominciando a lasciare l'Europa. Questo suggerisce ad alcuni sociologi l'idea che siamo un continente in declino. Lei, dottor Venier, condivide l'idea del declino, e se non la condivide, c'è un'idea di speranza per quelli che sono molto più giovani di noi? Innanzitutto il declino parte da una considerazione ancora prima, cioè il declino è innanzitutto demografico. Il grosso problema, il grande gelo demografico che l'Europa sta vivendo è uno degli elementi è uno dei limiti più grossi con i quali ci dobbiamo confrontare, e non vedo grandi politiche in questo momento che indirizzino questo tema. Il secondo tema è quello che lei citava della migrazione, che oggi è ancora molto interna all'Europa, e a me sorprende quando leggo i dati che i nostri ragazzi, sono più i ragazzi che vanno a vivere in Spagna di quanti siano gli spagnoli che vengono in Italia, e questo credo che ci debba far riflettere molto. Ci debba far riflettere molto, ma coloro che fanno queste riflessioni dovrebbero fare, come è capitato a me non più tardi di qualche settimana fa, di andare a trascorrere qualche giorno a Barcellona e a Madrid per rendersi conto perché i nostri ragazzi decidono di andare là, no? Ecco, allora
questo pone un tema di fondo su cosa offriamo ai nostri ragazzi dal punto di vista anche degli elementi fondamentali che si riallacciano a quelli del gelo demografico. Cioè il problema adesso, al di là di una regione fortunata come il Friuli Venezia Giulia, dove io peraltro risiedo, il problema dell'housing, per esempio, è un problema drammatico nelle grandi città italiane, a cominciare da Milano, da quella che è, diciamo, la città di riferimento in Europa, che se vogliamo è l'unica che fa da polo di attrazione per i giovani, sia gli italiani che gli stranieri. Ma dico l'housing per citarne uno qualsiasi. Cioè l'altro tema è quello educativo e della formazione delle nostre persone e di tutti i giovani che perdiamo per strada prima della laurea. Questo è un altro elemento che si pone. Ma il terzo, se vogliamo un attimo sganciarci dai giovani e torniamo al concetto di just transition, è chiaro che in un percorso di trasformazione come quello che sta vivendo i sistemi, stanno vivendo i sistemi economici, a cominciare da quelli europei, per effetto della digitalizzazione, per effetto delle trasformazioni legate alla transizione, per effetto dei nuovi, diciamo, delle nuove competenze che sono richieste, il tema complessivo, che non è solo dei giovani, ripeto, ma è di tutto il mondo lavorativo, sul reskilling, per usare una parola inglese, cioè l'adeguamento delle competenze, diventa un problema essenziale, perché è l'altra parte della medaglia, l'altra faccia della medaglia. Da una parte dobbiamo mantenere i nostri sistemi industriali diciamo capaci e competitivi, dall'altro dobbiamo tenere le nostre maestranze capaci di essere competitivi all'interno di sistemi industriali che si stanno trasformando. Dottor Fantoni, credo che Venier le ha alzato una palla fantastica per chiudere questo dibattito. Ma, oltre ad aver alzato la palla ha già detto tutto, io credo. Direi in una visione un po' più prospettica che tra i tanti mali che l'amministrazione americana sta seminando c'ha forse un merito, quello di rimettere in discussione i modelli di sviluppo dei nostri paesi. Faccio un esempio molto semplice: la Cina si trova di fronte una chiusura totale del mercato nordamericano, non potrà più esportare negli Stati Uniti una ingentissima parte della sua produzione. Che cosa dovrà fare? Non so quanto noi come europei riusciremo a risolvere i loro problemi, ma dico questo per dire che in effetti anche la nostra economia europea si è sviluppata negli ultimi 50 anni cercando un equilibrio occupazionale, produttivo, di bilancio basato molto sulle esportazioni. L'Europa ha 30 milioni di occupati che si basano sull'esportazione. Ecco, io credo che la Cina da un lato, noi Europa dall'altra, dovremmo cambiare molto il nostro modello di sviluppo, aumentando molto quello che è la capacità di spesa e conseguentemente i consumi, e aumentando moltissimo gli investimenti interni. Ecco, la prospettiva, e chiudo, è proprio che aumentando gli investimenti e aumentando i consumi si possano aumentare i salari, si possano dare maggiori gratificazioni alle nuove generazioni, tenendo in piedi un equilibrio sociale che in questi ultimi decenni è stato molto basato sulle esportazioni, che probabilmente non rappresenteranno più un pilastro per lo sviluppo delle nostre economie e la tenuta dei nostri numeri. Grazie, dottor Fantoni. Io credo che noi abbiamo anche finito. Io ringrazio davvero tanto sia il dottor Fantoni che Sergio Venier per i loro interventi, perché se ho imparato io, credo che in molti come me abbiano imparato. Mi auguro che la politica sia in grado di seguire le vostre parole, perché alcune delle cose che avete detto potrebbero essere un faro, soprattutto
per i nostri europarlamentari. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie a voi. Bene, spero che Giampiero Beltotto sia rimasto online, perché adesso è giunto il momento del panel dal titolo Energia e umanesimo. Quindi invito a salire qui sul palco Francesco De Bettin, presidente di BA Group, e Paolo Santuz, consulente transizione ecologica. Il titolo del loro intervento è Friuli Venezia Giulia egemona, ponte tra Mediterraneo, Mitteleuropa e Balcani per una nuova centralità del Nord-Est. Beh, forse il dottor Beltotto non c'è più e noi faremo da soli. Ma vediamo cosa ci dice la regia. No, io ci sono, ma questo era un dibattito che, diciamo, non aveva bisogno di interlocutori, come avevamo detto. Ci sono delle slide, è una lezione che dovete fare. Va bene, la ringraziamo comunque. Bene, allora torniamo sul format che ci eravamo preparati. Io sono Francesco De Bettin, è un onore per me essere qua e saluto tutti e ringrazio gli organizzatori per aver pensato a un ex studente dell'Università di Udine che oggi però, partendo da qua, si è specializzato nel settore delle infrastrutture e è il presidente di una società di ingegneria e di digitalizzazione delle infrastrutture con oltre 1300 dipendenti e quotata in borsa a Milano dal 2017. Penso che Flavia Virilli abbia pensato di invitarmi perché ai tempi della mia università, subito dopo il terremoto, così come ha fatto Paolo, che era più o meno in quegli anni a Udine con me, ho avuto modo di prendere nota di come il Friuli sia rinato e di come l'umanesimo e la mentalità di questa regione vi abbia consentito di arrivare ad essere una delle locomotive di questo paese. Peraltro in un luogo dell'Europa che abbiamo sempre detto essere una cerniera culturale, territoriale, sia a livello poi storico che anche attuale, no? E io oggi qui cercherò con molta umiltà di riprendere alcuni concetti che ho ascoltato dai relatori precedenti e di ampliarli per quello che so, nel senso che parlerò di reti infrastrutturali, di energia, non tanto vista solo come uno degli elementi necessari alla vita antropica e alla produttività dell'intero sistema, quanto come elemento propulsore per quello che dovrebbe succedere fra un po' di anni, no? Dove, e io credo che ci arriveremo vivi, magari non nei tempi previsti dagli accordi di Parigi, ma ci arriveremo comunque, probabilmente dovremo vivere secondo un modello sociale ed economico molto diverso da quello lineare che abbiamo vissuto che stiamo vivendo dal 1760 in poi, in cui prendiamo delle risorse e restituiamo degli scarti. E quindi dovremmo cominciare a ragionare in termini di modello di economia circolare, e non parliamo certo di un lustro di 5 anni, ma molto di più, e di
attività decarbonizzate pian pianino e da attendere. Quindi parliamo di smart infrastructure, di smart energy, parliamo di tanto digitale, di tanta intelligenza artificiale, di tanti algoritmi matematici che dovranno consentirci di vivere bene ed in maniera sostenibile senza rovinare la casa comune che abbiamo. In questo scenario io inquadro nella macro area del nord-est il vero tema della mia presenza, macro area di cui Gemona è uno degli ombelichi e è forse uno dei punti nevralgici e più evoluti dal punto di vista della smartizzazione e della tendenza alla neutralità climatica. Tant'è che con Paolo ci siamo messi d'accordo per lasciare a lui raccontare quello che è successo qui dal 2018, 2017, forse, insomma, dalla seconda metà del decennio passato, qui e in questa regione. Chiudo solo con una chiosa urbanistica, venendo io dalla facoltà di ingegneria di pianificazione territoriale e difesa del suolo, nata qui nel 1978 proprio perché qui c'era stato il dramma del terremoto, no? Io sto ragionando su cose apparentemente ideali, di territori ideali e di città ideali. Come tutti voi sapete, essendo friulani, noi qui abbiamo una delle grandi città ideali che è stata realizzata e che si chiama Palmanova. E già nel 81-82 l'Università di Udine organizzava convegni dal titolo Palmanova, la città ideale cablata. Eravamo a 40 anni dalle reti in fibra ottica. Lascio a te, Paolo. Io invece immeritatamente sono qui a presentare e rappresentare il lavoro che è stato fatto negli ultimi 7 anni per far capire a tutti voi che si parla di sistemi di grande dimensione, però la grande dimensione parte da quello che ognuno di noi può fare a casa sua. Il sindaco di Gemona, aiutato dal dottor Mazzolini dell'APE, nel 2018 ha capito che per parlare di transizione energetica la prima cosa da fare era mappare i consumi del suo territorio e poi ridurre i consumi. La prima cosa da fare era ridurre i consumi del suo comune. Dove? In tutti gli edifici pubblici. E da qui è cominciata un'attività virtuosa della quale, grazie al comune, abbiamo realizzato delle piccole slide per farvi vedere che ognuno di noi è cointeressato ad uno sviluppo futuro del proprio territorio in maniera green. E allora abbiamo preparato delle slide che adesso vi farò vedere, partendo dalle rotatorie, che sono sistemi per eliminare le code di automobili con motori accesi. Quindi le rotatorie sono delle cose semplici da realizzare, però pensarle a come uno strumento per ridurre le quantità di CO2, insomma, bisogna pensarci. Poi siamo andati agli impianti fotovoltaici, realizzandone diversi sul territorio. Abbiamo visto che il Comune ha realizzato, nella prossima vediamo anche le quantità di potenza installata e quindi vediamo che potenzialmente siamo arrivati vicino ai 1000 kW di potenza installata, con piccoli interventi, non grandissimi interventi, però diffusi e in 7 anni di lavoro. Poi siamo andati alle piste ciclabili, un lavoro che è iniziato una decina di anni fa e che ha portato Gemona ad avere una rete di piste ciclabili veramente invidiabili, che permettono una mobilità green, una mobilità facile, che permette anche un turismo ecosostenibile, invidiabile in tantissime zone d'Italia. Poi siamo passati all'efficientamento energetico. L'efficientamento energetico ha il grande vantaggio che permette una riduzione dei costi di gestione del comune.
quindi la possibilità di ridurre la quantità di CO2 per ogni edificio. E anche qui abbiamo realizzato diverse situazioni virtuose. Poi siamo andati all'illuminazione pubblica, cambiando completamente tutti i sistemi di illuminazione, ottenendo un risparmio, il numero non dice niente, no? Però un risparmio significativo, che vuol dire contenere i costi della gestione pubblica del proprio comune. Poi siamo passati ad una cosa più complicata, l'inserimento di generatori di calore, ovviamente ad altissimo rendimento. Poi abbiamo trasformato il nostro territorio inserendo una quantità importante di colonnine per le ricariche elettriche, generando un risultato finale che si chiama Smart City, perché a questo abbiamo inserito le linee di fibra ottica su tutto il territorio comunale, permettendo delle soluzioni e delle opportunità occupazionali molto interessanti. Questa attività qui, tra i gemonesi, questa visione completa che abbiamo messo insieme per capire con i numeri non è molto diffusa, ma non è molto diffusa neanche nei nostri circondari, tanto che la gente, i paesi vicini, non è che hanno preso Gemona come un esempio da imitare. È più facile che un comune dall'Ucraina, vedendo il progetto della Smart City, venga a visitare il comune di Gemona per copiare il modello da portare in Ucraina. Anche se gli attestati e gli elementi di riconoscenza del comune sono stati molto interessanti anche a livello italiano. Il comune è stato premiato diverse volte per questa attività, ma questa attività non è finita, perché questa è l'attività che permette la riduzione del consumo e una propria produzione di energia green. La vera scommessa finale è mettere a disposizione della comunità l'eccedenza produttiva degli impianti green attraverso delle CER di area vasta. Ecco, allora io riprendo da dove ci ha lasciato Paolo, che è una specialistica visione locale con la sottolineatura delle eccellenze e dei vantaggi raggiunti da questo territorio, cercando di globalizzarla di nuovo a quella che ho chiamato macro area di prima e cercando di guardare un po' al di là dei prossimi 5 anni, tenendo conto che nei prossimi 5 anni, come diceva il dottor Venier, anzi nel prossimo futuro, non è che si possa andare da oggi al 2050 o 2060 o 2070 tirando una riga e camminando su quella riga, perché si procederà per salti successivi senza demonizzare quello che ci ha consentito di saltare. E quindi ragionando in termini di transizione energetica e di infrastrutture necessarie a sostenere la transizione energetica e di fonti energetiche che si evolveranno pian piano, ma in una logica incrementale e pian piano sostitutiva. Provo a spiegarmi meglio. Perché è da qui, secondo me, che noi potremo provare a immaginare, simulare quello che potrebbe essere il futuro prima di quest'area qui, insieme del nostro paese e poi della casa comune che ci siamo dati e che tanti mal di pancia ci fa venire per il momento perché non è ancora organizzata e che si chiama Europa, e da cui il dato di fatto dice che noi verso cui abbiamo una dipendenza. Ecco, allora entrando nel concreto, parto da quelli che sono i problemi per dire dove dovremmo arrivare. Innanzitutto, quando io parlo di, anzi, permettetemi ancora questa premessa. Noi dobbiamo ragionare in termini di infrastrutture a rete sovrapposte fra di loro. Se fossimo in un mondo qualsiasi, a New York, per esempio, che è una città, o a Londra, troveremmo nello strato più basso le metropolitane,
poi le fognature, poi gli acquedotti, poi gli impianti elettrici, poi le reti in fibra ottica, poi la rete urbana per la mobilità con i semafori e quant'altro, le reti IoT, le reti cellulari per la telefonia radiomobile e su fino ad arrivare alla Starlink di Elon Musk. Bene, fino adesso noi le abbiamo viste tutte separate fra di loro, soltanto in alcuni casi queste infrastrutture comunicano fra di loro. Nel prossimo futuro le smart infrastructure saranno quelle che abiliteranno i territori digitalizzati, i grandi territori digitalizzati, che dovranno essere simulati ed gestiti per tendere alla neutralità carbonica. Ecco, nel caso nostro noi parliamo di una macro area perché il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sono ricompresi fra tre corridoi europei. Il primo, quello più a ovest, è lo scandinavo mediterraneo che collega i paesi scandinavi con Palermo. Il secondo è quello che insiste da noi, è il Baltico Adriatico che collega il Mar Baltico con il Nord Adriatico. E poi ne abbiamo uno trasversale, sono due corridoi nord-sud, e poi c'è un corridoio trasversale che è il corridoio mediterraneo, che è il famoso Barcellona, Lione, Milano, Trieste, Budapest, Kiev, e che speriamo si possa realizzare. È in corso di realizzazione là dove c'è la pace, cioè da noi. In Ucraina per ora non c'è, avremo da discutere di altre cose probabilmente nel futuro. Bene, questa macro area è quella in cui si inserisce Gemona, che storicamente, come sarà stato detto sicuramente stamattina, era un importante centro nevralgico tra Aquileia, Zuglio Carnico e il passo di Montecroce Carnico, e oggi è comunque uno dei centri importanti di quest'area qui. Questi corridoi che io ho descritto, sulla carta noi li leggiamo come corridoi per i trasporti, vuoi su gomma, vuoi su ferro. In realtà, quando parliamo di corridoi sulla lunga distanza, parliamo di corridoi multimodali, multipurpose, dove troviamo, e anche in Friuli Venezia Giulia, ancorché non totalmente in corrispondenza del sedime autostradale, abbiamo le reti per il trasporto del gas, abbiamo le grandi reti di trasporto dell'energia, eccetera. Bene, quindi si definisce questo territorio che ha un problema. Se andiamo a guardare dall'altro la nostra macro area, compreso Gemona, visto che siamo qui, vediamo che manca una città. Noi abbiamo un centro produttivo e di riferimento che è Milano, abbiamo Bologna che è un importante centro anche di attrazione di manodopera intellettuale e manifatturiera importante. Poi abbiamo in qualche maniera una Lubiana che spunta, no? Che cosa manca? Manca un qualche cosa che c'è ma che non abbiamo definito e che non abbiamo messo, diciamo così, a reddito in termini di futuro. Manca il fatto che Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Pordenone, Udine, se andiamo verso est, e se andassimo anche un po' verso sud, Trieste, non sono integrati tra di loro in termini di sviluppo sociale ed economico ottimizzato. Manca, tanto per darvi un'idea, io vivo a Treviso, Padova, Treviso e Venezia a tutti gli effetti sono una città, che è però una città non riconosciuta. Noi non abbiamo un sistema metropolitano che consenta ai nostri studenti di frequentare quotidianamente da Treviso a Padova l'università. Ecco, allora, questo soltanto per fare un esempio di quali sono i problemi di cui dovremo prendere atto per poter progettare qualche cosa che serva per mantenere questa macro area al centro dei traffici e dell'Europa come oggi. E qui, per esempio, spunta il fatto che, e questo è anche un problema che ha a che fare abbastanza col sociale e con l'umanesimo a tendere, no? Il fatto che il porto di Trieste
è un porto strategico che oggi ancora funziona perché in gran parte è basato diciamo, sul traffico di prodotti petroliferi, anche se fa molti container, e questo è buono, no? A Trieste io trovo una profondità di pescaggio che mi consente di accogliere le navi cinesi o indiane o comunque quelle con un grande pescaggio della MSC, con pescaggi maggiori dei 18 metri. Trovo a Trieste un treno che entra in porto e che è fondamentale per poter accogliere i traffici. Però trovo il fatto che non ho un retroporto per motivi morfologici. Dall'altra parte mi trovo una Venezia che non ha il pescaggio ma ha il retroporto. Avremo Marghera che potrebbe essere un buon punto di smistamento e di lavorazione di merci che arrivano a Trieste. Qual è il problema che manca? Qual è l'infrastruttura che manca? È un'alta capacità ferroviaria che ci consenta di connettere i due porti per tirare fuori il massimo di valore aggiunto dall'attività di tutti. Anche questo vuol dire creare lavoro. Vi faccio questo esempio e poi rilascio la parola a Paolo perché altrimenti parliamo di infrastrutture tutta la sera, no? Una nave da 22.000 container, ne arrivano potenzialmente 3 alla settimana, 4 alla settimana al porto di Trieste. Beh, una nave come da 22.000 container genera un treno equivalente di 137 chilometri. Se appiccicassimo tutti i vagoni fra di loro, vuol dire che l'ultimo vagone è in porto a Trieste e la motrice è a Udine. Siccome questo non è possibile, lo dividiamo per 750 metri, che è la lunghezza massima di un convoglio, otteniamo un numero di treni che dovrebbero muoversi tra Trieste e Tarvisio, tra Trieste e Venezia o dove vogliono loro, che la rete non è in grado di sopportare, perché è più di un treno ogni 10 minuti. Quindi questi sono problemi che ci portano a dover riflettere sulle infrastrutture, in questo caso logistiche di trasporto, e che ci portano al concetto di area vasta nella produzione di energia di prima, che è una cosa di cui io mi occupo parecchio ultimamente. Mi portano a discutere di comunità energetiche rinnovabili e ad entrare nel tipo di fonti che vado ad integrare nelle energie rinnovabili. Io mi ritrovo in quello che ha detto il dottor Venier prima, quando ha citato la base minima sotto la quale non si può andare per dare servizio con continuità. È pur vero che non possiamo basarci solo sul sole e solo sul vento, perché intanto di notte il sole non c'è e il vento c'è, e tante volte quando viene magari ti genera vaia, quindi uno dice anche no. Allora noi, nell'attesa che qualcuno ci dica quale sarà il tipo di nucleare che dovremo andare ad installare e dove e cosa farci delle scorie, e saremo circa nel 2035-2038 quando avremo una risposta di questo tipo, anche se sperimentalmente l'SMR e gli MMR si possono già fare oggi, ma a livello sperimentale il raffreddamento al piombo si può già fare a livello sperimentale, ma non a livello industriale. Ecco, allora secondo me bisognerebbe avere il coraggio di guardare in questa macro area per vedere quali altre fonti noi possiamo avere, e nessuno dice che noi abbiamo da Duino al lago di Garda la grande potenzialità della geotermia media entalpia, che si può utilizzare semplicemente pescando acqua a 160 gradi, grosso modo a 3000 metri, portarla in superficie, produrre energia elettrica e ripomparla con un pozzo vicino nella falda da cui è stata prelevata, ottenendo energia elettrica e ottenendo energia termica con cui fare il teleriscaldamento. Ecco, questo soltanto per dare alcuni degli esempi che l'energia, se ben utilizzata, se ben, diciamo così, incrementata per passi discreti e successivi senza demonizzare quello che c'è, ci consentirebbe di fare. Chiudo dicendo quello che ha detto Paolo prima, tornando su quello che ha detto Paolo, no? Se parliamo di energie rinnovabili, mischiate ovviamente con le energie che produciamo attualmente, con le tecnologie di ora che non sono sostituibili, noi abbiamo il tema delle sovrapproduzioni rispetto all'autoconsumo.
C'è un modo per accumularle che non si basi sul litio. È un modo che ancora non possiamo mettere a regime in maniera industriale perché costa ancora troppo. Però se mai si comincia, mai si arriva. Si chiama vettore energetico idrogeno verde. Posso elettrolizzare dell'acqua con l'energia in più e ottenere l'idrogeno. Perché non si fa così frequentemente se non attraverso processi basati sulla cottura in qualche modo del metano? Perché una volta prodotto l'idrogeno va compresso per essere conservato e poi va conservato. E è una bomba l'idrogeno. Per cui la soluzione vera, e qui spunta la decarbonizzazione, anche nel nostro territorio, perché è già possibile, di neutralizzare l'idrogeno segregando anidride carbonica per produrre i famosi e-fuel. Gli e-fuel sono il metanolo, per dire. Gli e-fuel sono il metano sintetico o il biometano. Sono tutti quei carburanti che possono essere trasportati attraverso le pipeline attuali senza danneggiarle, senza fare necessariamente dei blend, e che saranno indispensabili per continuare a garantire la vita di certi settori industriali. Perché quando qualche scienziato viene e mi dice che dal 2035 non ci potrà più essere la produzione di un motore endotermico, dovrebbe dirmi come fa a volare un aereo. È difficile che un aereo possa volare a batteria e è difficile che un aereo possa volare con una fuel cell, con l'idrogeno a bordo. Qualcuno dovrebbe dirmi come fa una nave a fare India-Trieste a batteria. E di conseguenza noi non possiamo, per essere talebani sulla decarbonizzazione, nel mentre cerchiamo soluzioni alternative, dimenticarci quelle attuali. Questa cosa ci porta a dire un'ultima cosa. Noi a Marghera abbiamo un'area industriale che era un petrolchimico. Nella mia relazione ho fatto un esercizio e sono andato a vedere tutti gli impianti chimici che avevamo tra Veneto e Friuli, Venezia Giulia, e ai tempi d'oro ce n'erano almeno 5. Ce n'erano anche 2 in Friuli, Trieste e Tor Viscosa, no? Questo per dire che se noi riuscissimo ad utilizzare la sovrapproduzione elettrica ottenuta da fonti rinnovabili, anche per elettrolizzare idrogeno, laddove c'erano i poli chimici, noi potremo non solo produrre fuel, ma anche e-chemical, cioè gli elementi che servono per la chimica verde. Per fare questo abbiamo bisogno, e qui arriva l'umanesimo, arriva la socialità, di ripensare il modo con cui noi formiamo la materia prima pensante. Io ho una fabbrica con un layout fatto da 1300 cervelli che sono tutti laureati. Ho dovuto aprire una sede in Albania dove ci ho messo 100 persone albanesi molto brave perché non riesco a trovare gli ingegneri qui e questo è un problema. Abbiamo nella nostra macro area non so quanti poli universitari, produciamo i migliori ingegneri d'Italia e il 90% se ne va. Ci sarà un motivo e ci sarà qualcuno che si chiede perché. Ecco quindi, e ho chiuso, mi chiedo, poi non ho altro da dire, quindi potete stare tranquilli perché non ci sono altre cose da aggiungere, no? Io credo che noi dovremmo cominciare a ragionare in termini propositivi sul punto in cui siamo, su dove vogliamo arrivare, tenendo conto che dobbiamo arrivarci vivi, come diceva il dottor Beltotto prima, ma senza fare la fatica in più rispetto a quella che serve. Cioè dobbiamo produrre manodopera qualificata facendo di tutto per tenercela. Allora mi ritrovo con quello che ha detto il dottor Fantoni prima, no? Devo intensificare i consumi interni per poter mettere più soldi in tasca alle persone. Però da imprenditore vi dico che se soltanto io riuscissi a dare, come do ogni anno, dei premi di produzione al mio personale, detassati, a parità di costo per l'azienda, il lavoratore si ritroverebbe in tasca il doppio di quello che io stanzio. E questo è un qualche cosa che ha a che fare con la socialità e con la politica. Allora,
io non è il mio mestiere fare politica, perché faccio l'imprenditore e ne ho piene le tasche anche di fare questo, no? Ma è sterile il discorso del salario minimo, perché il salario minimo non trattiene i cervelli pregiati. I cervelli pregiati si trattengono mettendo più soldi in tasca al cervello pregiato, in modo da poter pensare anche a quello che avrebbe diritto ad avere il salario minimo. Non c'entra niente con questo convegno, però ho visto che c'ero, quando mi ricapita di dirvelo. Per chiudere, io volevo portare sempre un discorso sul locale. Abbiamo parlato del comune di Gemona, delle attività virtuose che in 7 anni di durissimo lavoro il nostro sindaco, la sua giunta, Ape e tanti altri amici hanno messo in campo. Volevo parlarvi di un'altra cosa. Noi abbiamo una grande zona industriale a Osoppo, Gemona, Buia. Questa zona industriale ha una caratteristica che ogni giorno 1000 camion a gasolio arrivano ed escono portando materie prime, portando via prodotti finiti. Abbiamo 8 milioni di metri cubi di metano all'anno consumato da questo polo. Allora, secondo le indicazioni europee, nel 2030, 35, 50, tutta questa cosa non ci potrà più esistere. Abbiamo pensato, dato che 25 anni sono un attimo nel discorso di pianificazione di medio termine, ad una soluzione a questo problema? Abbiamo pensato a come trasformare la combustione di metano in un altro prodotto localmente in maniera green? Allora, dato che noi qui non è che se avessimo risposte a questi problemi non saremmo qui, ma lo stimolo è che non è che la risposta a questo problema avverrà dallo Spirito Santo, sempre da tenere in considerazione, però dovrebbe venire dalla gente di Gemona, dalla gente che lavora da Pittini, da Fantoni, dalle persone pensanti che sono in questa sala. Non dobbiamo aspettare il 2050 per trovare delle soluzioni. L'alimentazione ai camion, dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, ma anche se la facciamo di idrogeno, l'idrogeno dobbiamo produrlo localmente. Abbiamo delle centrali idroelettriche, abbiamo una centralina che fa 238 megawatt di potenza installata, che viene usata solamente per coprire le punte di domanda, perché la concessione ce l'ha la 2A. Ma se la facessimo lavorare 8.000 ore all'anno, forse un po' di energia green sarebbe disponibile anche per le nostre industrie locali. E tutti questi problemi non li risolviamo in un attimo, ma ci vorrebbe una regia che pianificasse almeno a 10 anni la soluzione di questi problemi. E non può essere l'imprenditore lasciato da solo, perché è un problema troppo grande, è un problema internazionale. I camion arrivano dalla Germania, dall'Austria. Non può venire qui un camion di idrogeno dalla Germania se non ha l'alimentazione di idrogeno anche da Osoppo. E la ferrovia non può trasportare, come diceva Franz, 500 treni al giorno se non ha i mezzi per poterlo fare. Quello che manca è un pensiero nel lungo periodo. Dobbiamo essere visionari, non pensare a quello che è successo. Non dire no se può, ma dobbiamo trovare una soluzione. Non pensate che arrivi il genio da Bruxelles e porti una soluzione a lui. Nel nostro territorio la soluzione dobbiamo trovarla noi. Grazie. Per concludere questa giornata di studi con una riflessione geopolitica d'autore, invito a salire sul palco Lucio Caracciolo e Laura Canali, figure centrali del pensiero geopolitico italiano contemporaneo.
rispettivamente direttore e cartografa anzi appositamente cartografa anche per Confini senza confini, e ora è arrivato il loro momento. Modera Flavia Vililli. Bene, interventi veramente di grande spessore. Ringrazio i relatori che sono saliti sul palco prima di noi. Una giornata densa di parole, di visioni, di immagini, di traiettorie. E da Gemona ci siamo davvero mossi oggi dentro, ma molto anche oltre il confine, dalle profondità sottomarine fino allo spazio. E con questo sguardo allargato, insieme a Lucio Caracciolo e a Laura Canali, cerchiamo ora di mappare il possibile. Partendo da quello che è lo spunto di questo contenitore culturale, chiedo loro: Confini senza confini, che nasce appunto dalla parola friulana confins, che abbiamo voluto mantenere, ma abbiamo visto oggi soprattutto oltrepassare, e dopo quanto abbiamo ascoltato, secondo voi può questa espressione, questa spinta a oltrepassare i confini indipendentemente dalla loro natura, diventare una grammatica operativa per leggere le dinamiche del nostro tempo? Beh, intanto grazie di questa occasione, è veramente confortante vedere come una comunità, quella di Gemona, ma in senso più largo quella del Friuli Venezia Giulia e del Nord-Est, riflette su se stessa a partire da se stessa. Però ovviamente bisogna considerare anche il contesto. E quindi quando parliamo di confini, e quando parliamo di confini in una regione come questa, in un paese come questo, bisogna considerare quella che è la tendenza attuale a rivedere i confini nello spazio che ci riguarda. Sta nascendo o sta rinascendo un'Europa verticale. Cioè non c'è più questo. Alla fine della guerra fredda si pensava che l'Europa si riunificasse, o meglio si unificasse perché unita non è stata mai, e potesse connettersi attraverso delle reti infrastrutturali di trasporto di formidabile ambizione e estremamente espanse. Questo è il famoso progetto TEN-T che è stato immaginato e varato negli anni 90, vedete una magnifica serie di corridoi, sono passati 35 anni, non ne è stato completato uno. E non è stato completato uno perché evidentemente i punti di vista, gli interessi dei paesi e delle regioni coinvolte non coincidono. E quello che ci riguarda più da vicino è il progetto del corridoio 5, è stato già evocato. Cioè parlare forse negli anni 90 di un corridoio da Lisbona a Kiev, poi magari esteso addirittura a Minsk e a Mosca, poteva forse sembrare una prospettiva realistica. Adesso a Kiev hanno altro da fare piuttosto che pensare a collegarsi a Lisbona. E soprattutto, per quello che riguarda il territorio italiano, il percorso che abbiamo identificato con l'alta velocità Lione-Torino, che poi si sarebbe dovuta proseguire appunto verso est, non va da nessuna parte. Primo perché per i francesi non è un progetto strategico, te lo dicono proprio molto chiaramente, anzi se potessero smetterebbero qui. E poi perché appunto non essendoci coordinamento tra una visione strategica italiana che non esiste più di espansione verso est, perché appunto quell'est, quel confine orientale ci si è chiuso, e aggiungerò qualcosa su questo, il risultato è che se vai a parlare, se vai a vedere i cantieri tra Piemonte e Rodano Alpi, ti spiegano che nella migliore delle ipotesi questa linea sarà funzionale intorno al 2060, quindi è un non progetto come tanti altri corridoi immaginati in un'altra epoca storica. L'epoca in cui si pensava che l'espansione verso est
della NATO, di cui in fondo l'Unione Europea e la costruzione europea è un sottoprodotto, perché senza l'egemonia americana in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, il piano Marshall, la NATO, non ci sarebbe potuto essere una produzione come quella dei trattati di Roma e della costruzione europea. Ecco, l'espansione verso est della NATO pareva in qualche modo generare una prospettiva che in particolare per l'Italia settentrionale e ancora più in particolare per il nord-est significava allargare di molto lo spazio di penetrazione, quindi verso i paesi dell'ex patto di Varsavia in particolare e in generale verso est. Poi è accaduto quello che sappiamo tutti e abbiamo oggi due elementi fondamentali. Il primo è che rispetto al passato in cui la pace era una certezza, adesso la pace è una probabilità. Una bella differenza. Nessuno può onestamente dire che saremo in pace fra 5-10 anni o forse anche prima. Tanto è vero che non riusciamo nemmeno a spegnere l'incendio ucraino. In secondo luogo, gli americani ci hanno detto in maniera anche abbastanza brutale che non intendono più morire per noi, non intendono più, non sono mai morti dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma insomma non intendono più garantire una deterrenza verso potenziali nemici dei paesi europei, quindi anche dell'Italia, e quindi dobbiamo cavarcela da sola. E a questo punto, per avere un'idea più realistica delle nostre possibilità e anche delle possibilità di Gemona, del Friuli e del Nord-Est, io credo che bisogna allargare un po' lo sguardo e vedere come siamo visti dal paese che ancora oggi, malgrado tutto, è l'unico che può in qualche modo garantire la sicurezza di quest'area, cioè l'America. Si è parlato prima di Aquila in un contesto un po' diverso. La visione americana dell'Europa, qui stiamo guardando noi da Washington, è quella di una sorta di aquila, come vedete la testa sulla zona centrale dell'Europa, l'ala scandinava, l'ala anatolica. Ma quello che ci interessa di più è il triangolo tra la Polonia, la Romania e Trieste, e quindi siamo già nella regione Friuli Venezia Giulia. Questa è una visione americana che proprio adesso leggevo un articolo di una rivista americana che illustrava questo triangolo, che immagina una costruzione di una frontiera europea nei confronti del ritorno della minaccia russa che verta soprattutto sulla Polonia, ma anche sulla Romania e su Trieste. È il famoso progetto, o non tanto famoso, progetto dei Tre Mari, che è un'idea polacca ripresa e rilanciata e finanziata dagli americani. Il progetto dei Tre Mari significa che questi tre mari devono essere interconnessi fra loro con tecnologie duali. Le tecnologie duali sono delle tecnologie che mascherano il loro carattere strategico-militare con delle infrastrutture che sono anche civili e che vanno ovviamente di gran moda in una fase storica come questa. A partire, si parlava prima del fatto che qui siamo un po' intermedi, baricentrici tra Londra e Palermo, ma anche tra Lisbona e Kiev, a partire dal fatto che siamo prossimi a quello che spesso si ama definire l'Istmo d'Europa, cioè il vitino di Vespa del nostro continente, dal Baltico al Mar Nero, dove sono le linee rosse o le linee blu, a seconda dei punti di vista, della Russia e dei paesi atlantici. Cioè quelle linee sorpassate le quali si entra in un conflitto caldo, freddo o comunque in una contestazione di territori. E questo ci deve far riflettere su che cosa può significare la connessione dei tre mari. Significa molto semplicemente che noi entriamo in un sistema che qui è imperniato su Trieste, di dimensione direi euroatlantica, perché interessa paesi dell'Unione Europea, interessa gli Stati Uniti, interessa come avversario ovviamente la Russia e il suo sistema, e riguarda in particolare una regione che per la NATO è molto importante, cioè il nord-est, dove fra l'altro ci sono alcune delle più importanti basi americane in Europa, fra l'altro in sviluppo, soprattutto nel settore dell'intelligence.
Si parlava prima del porto di Trieste, certamente fondamentale è l'oleodotto che fa più o meno i 2/3 del volume, ma da un punto di vista strategico è ancora più fondamentale il fatto che sia il porto militare delle basi americane qui. E questo naturalmente significa che l'interesse del paese determinante in questa parte di mondo è particolarmente concentrato su un'area che all'Italia sembra non interessare. Cioè Trieste vista da Roma sembra sulla Luna e probabilmente, non lo so perché non sono triestino, anche Roma vista da Trieste sembra su un altro pianeta. E qui c'è il punto fondamentale, cioè connettere il sistema Italia al sistema Friuli Venezia Giulia in maniera un po' meno improbabile di quanto non sia ora, e farne quindi parte con un corpo un pochino più rilevante della sola città di Trieste, di un sistema destinato a costruire questa Europa verticale imperniata su una Polonia che sta riarmando a un ritmo incredibile, il 4% è il rapporto fra spesa per la difesa e PIL, dove stanno per costruire 3 centrali nucleari, dove parlano apertamente di farsi la bomba atomica, come si parla apertamente di farsi la bomba atomica in Germania. La Germania che, a proposito di tabù rotti, ha dichiarato per bocca del suo cancelliere che l'obiettivo è di diventare rapidamente la principale potenza militare europea. Cosa che se fosse stata detta qualche tempo fa avrebbe provocato chissà quali sussulti. Ora ci siamo abituati a tutto, anche all'idea che la Germania diventi la potenza militare centrale in Europa. Chiudo questa parentesi per dire bisogna affrontare, a partire evidentemente, giustamente come fate voi, dal locale, da Gemona, dal Friuli Venezia Giulia, quelle che sono le necessità di connessione, di sviluppo dal punto di vista industriale, dal punto di vista energetico e quant'altro, però all'interno di una visione molto più ampia che porti a fattor comune innanzitutto gli interessi e le risorse del nostro Paese e poi individuare quelli che possono essere i partner in questa situazione, perché ormai è evidente, le alleanze sono dei fattori formali. Quello che conta sono gli allineamenti che spesso sono basati su transazioni, per cui io vado d'accordo con te su un dossier e tu invece vai d'accordo con un mio nemico su un altro dossier, perché semplicemente nessuno è più in grado oppure nessuno più vuole fungere da regista in questo sistema. Grazie. Abbiamo visto delle mappe molto interessanti, quindi lo chiedo, perché penso sia una curiosità anche del pubblico, lo chiedo a Laura. Abbiamo parlato molto di mappe invisibili, non solo delle infrastrutture che abbiamo avuto modo di apprezzare ora, cavi, reti, orbite. Con le tue mappe le rendi visibili all'occhio distratto di chi non sa di essere, quotidianamente non ci pensa al fatto di essere attraversato da oleodotti, da tutto ciò che corre sotto i nostri piedi. Che valore hanno oggi queste mappe, queste riflessioni, non solo per rappresentare il mondo, ma per influenzarne la lettura e quindi, come si diceva prima, la politica, le strategie, il potere? Intanto ovviamente mi associo ai ringraziamenti per tutti voi e diciamo che io sono molto affezionata ai confini, ovviamente, perché sono un po' il mio pane quotidiano, e che però sono estremamente semplici se andiamo a pensare a tutti i confini che tu giustamente, Flavia, hai nominato, cioè i cavi e tutto ciò che viene oggi anche attraversato il mare. Per esempio il nostro mare Mediterraneo è un mare attraversato da confini, ma non così per dire, sono delle linee disegnate sull'acqua molto importanti che chi naviga, come i nostri militari, conosce benissimo. E quindi diciamo oggi il mondo va visto così. Certamente sono mappe schematizzate, per esempio quando vediamo le mappe dei cavi mondiali, e ricordiamoci che la maggior parte di questi cavi sono privati, appartengono a Google e a Meta, la maggior parte, e poi anche ovviamente agli operatori telefonici, insomma, perché il 90% del traffico internet passa sotto i cavi marini, anche se noi pensiamo sottomarini, anche se noi pensiamo si parla
parla moltissimo dei satelliti e della rete di Elon Musk, ma quella è una rete molto più costosa, che serve per delle comunicazioni molto più particolari, come per esempio l'osservazione del territorio, del suolo, e quindi anche per lo spionaggio e per tutta una serie di situazioni molto più particolari. Ma invece le nostre informazioni internet, appunto,